Ferragosto in sicurezza. L'amministrazione comunale di Agrigento ha presentato oggi, dopo aver predisposto le ordinanze, il piano degli interventi che riguardano il litorale sanleonino come tradizione e meta preferita per trascorrere la festività. In conferenza stampa sindaco e assessori per illustrare le novità. Partiamo dalle spiagge. Ecco cosa non si dovrà fare. È già stata pubblicata venerdì sera l'ordinanza, quella che impone il divieto di falò, di bivacco sulle spiagge, e quindi che indica tutta una serie di buoni comportamenti che bisogna tenere per fruire le spiagge. Naturalmente ricordo a tutti che vige sempre l'ordinanza di divieto di vendita sia di bevande e di cibo in contenitori di vetro. C'è poi la viabilità, altro tema sensibile che l'amministrazione Firetto, affidandosi al servizio della Polizia Municipale, proverà a disciplinare per la giornata caotica di Ferragosto. Il tratto che va dall'altezza dello stabilimento della polizia fino a Via degli Imperatori, quindi verrà istituito il senso unico di marcia a partire dalle 8 del mattino. Chi vorrà usufruire delle spiagge potrà farlo, però ricordiamo sempre che non è possibile portare in spiaggia attrezzatura come carbonella, bracieri, tutto quello che possa quindi andare contro l'ordinanza già emessa. Dalle 16 comunque del pomeriggio ci sarà la completa interdizione al traffico, per cui poi non sarà più possibile transitare lungo Viale delle Dune, ad eccezione naturalmente di residenti dimoranti del trasporto pubblico locale, che potrà procedere in entrambi i sensi di marcia per consentire comunque l'accesso alle spiagge, e ai mezzi di soccorso e alle forze di polizia. Anche sul versante della pulizia delle spiagge del litorale, il municipio di Agrigento non vuole farsi trovare impreparato. L'assessore Amel assicura di aver attivato per l'occasione un servizio straordinario. Abbiamo disposto un servizio straordinario perché, oltre ai servizi aggiuntivi già previsti contrattualmente, abbiamo triplicato il personale che giorno 15 opererà sulle spiagge del litorale agrigentino, assicurando la perfetta pulizia delle stesse. Lo stesso discorso sarà per giorno 16 per consentire una pulizia totale e radicale dopo l'invasione in termini positivi, diciamo, dei villeggianti, dei bagnanti nella giornata di Ferragosto, che sarà sicuramente massiccia. Abbiamo inoltre allertato le imprese chiedendogli un particolare zelo, una particolare attenzione per quanto riguarda tutta l'attività di raccolta lungo il litorale. Abbiamo chiesto di potenziare l'attività di raccolta dei sacchetti sparsi, soprattutto nelle vie di collegamento tra il litorale e l'esterno della città, in modo tale da proteggere, diciamo, e agevolare l'immagine che diamo a chi viene da Agrigento da fuori. Abbiamo cercato appunto di utilizzare tutte le risorse molto limitate, molto ristrette, molto difficoltose da reperire, ma che comunque abbiamo organizzato in modo tale che sicuramente assicureremo un servizio efficiente ed efficace. Ci saranno dei contenitori appositi che consentiranno di differenziare, e invitiamo le persone a differenziare.